Il primo passo sarà amministrativo, ossia trovare un nuovo direttore. Guardando più avanti, l'operato di chi gestisce l'area marina protetta di Portofino seguirà due direzioni principali, valorizzazione e salvaguardia. Lo spiega Guglielmo Caversazio, sindaco di Santa Margherita Ligure ed alcuni giorni presidente dell'area marina, eletto nella riunione del Consiglio d'amministrazione del 29 gennaio. Al momento è anche direttore ad interim in seguito al pensionamento di Mauro Mariotti. Tra le questioni più a lungo termine c'è poi la possibile fusione con il Parco di Portofino nel contesto della costituzione del nuovo Parco Nazionale. Credo che potrebbe essere effettivamente un'opportunità per mettere in relazione maggiormente, diciamo, la tutela del territorio del parco a livello terrestre con ovviamente ciò che è attualmente tutelato dall'area marina protetta. In questa transizione, per Caversazio sarà prioritario tutelare i posti di lavoro. Si tratta di 6 persone che lavorano per l'area marina con incarichi amministrativi e scientifici. Da questo punto di vista credo che sia importante, diciamo, stabilire da subito che sarà necessario occuparsi anche della transizione a livello di personale dell'area marina protetta, perché il personale attualmente dipendente dell'area marina protetta è dipendente del consorzio di gestione e quindi nel caso questo ente dovesse essere soppresso con la nascita del Parco Nazionale, crediamo che la priorità sia quella di salvaguardare i posti di lavoro di chi lavora da tantissimi anni all'interno dell'area marina protetta e ha sviluppato conoscenze, relazioni e capacità che sono fondamentali per far nascere un parco nazionale. L'area marina protetta di Portofino si estende per circa 346 ettari tra Camogli e Santa Margherita. Nell'ottica di una valorizzazione si proverà a rendere più accessibile e fruibile da turisti e residenti. Su questo però, spiega il neopresidente, è già stato fatto molto e si parte da una buona base. È evidente che si possa sempre fare qualcosa di più, io credo soprattutto sulla promozione, diciamo, di attività turistiche sostenibili che emergono anche con realtà che già lavorano all'interno dell'area marina e che io credo costituiscano un'offerta sempre molto importante che possiamo integrare sul nostro territorio e da questo punto di vista l'area marina ha sempre mostrato grande disponibilità per progettare insieme e sono sicuro che nei prossimi anni ci sarà l'opportunità di farlo ancora di più.